you.
Buonasera a tutti, carissimi fratelli e sorelle, ai piccoli e ai grandi. Ci ritroviamo questa sera, che è l'ultimo giorno del mese di maggio, in questo sagrato di questa bella chiesa di Meschio, per pregare insieme con il rosario della Santissima Vergine Maria. Ho cominciato oggi pomeriggio e concluderò domani e anche con coda i giorni prossimi l'incontro con l'unità pastorale di Ceneda. Oggi ho incontrato i membri della Caritas, i membri del gruppo missionario. Questa sera sono con voi per celebrare il Santo Rosario. Lo scopo di questo incontro che faccio con le unità pastorali è proprio quello indicato dalla lettera che ho scritto a settembre, perché la rete non si squarci, la rete costituita dalle nostre comunità cristiane, la rete costituita da quelle relazioni con Gesù e fra di noi che sono le nostre parrocchie. La pandemia qualche sfilacciatura a questa rete l'ha portata, però la rete non si è squarciata e noi siamo qui questa sera per pregare la Vergine Maria e per dire anche con la nostra presenza che vogliamo che la rete delle relazioni che costituiscono le nostre comunità cristiane non si rompano, anzi si rinsaldino nella fede, nella speranza e nella carità, nella comunione. Chiediamo proprio questa grande grazia alla Beata Vergine Maria che sostenga col suo aiuto e la sua intercessione la vita e la comunione delle nostre parrocchie. Oddio. Maria.
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Nel primo mistero contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio. Scusate. Ave Maria, prega per noi peccatori. Piena di grazia. Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Nel secondo mistero contempliamo quanto oggi, 31 maggio, celebriamo nella liturgia la visita di Maria Santissima ad Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il
Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Tu sei tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria Padre, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime. Nel terzo mistero contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Misericordia,
Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beate. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. È un brano del Vangelo che conosciamo, ma è sempre bello risentirlo, l'incontro tra queste 2 donne che hanno ricevuto la grazia del Signore. Elisabetta, anziana, tutti la dicevano sterile, concepisce un figlio che sarà San Giovanni Battista. Maria, vergine, senza conoscere uomo, come lei stessa dice, concepisce il Figlio eterno di Dio fatto uomo. E proprio quando inizia questa presenza straordinaria dentro di lei, nel suo cuore, nel suo grembo, Maria parte, si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa della Galilea, quasi che la presenza di Gesù la spinga verso la cugina Elisabetta, a prendersi cura di lei, a portarle il lieto annuncio. È molto bello questo qui, questo si alzò e andò in fretta. Ecco, questo movimento che viene creato nella vita di Maria dalla presenza di Gesù, dal dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo scenderà su di te. E poi quella definizione di Maria bellissima che la cugina le fa. Beata, non dice beata te, le dà una definizione che, se ci pensiamo, la definizione che dovrebbe essere di ogni credente, di ognuno di noi. In Maria si è realizzata pienamente e noi chiediamo che si realizzi anche in noi. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Maria potremmo proprio definirla così, colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Ecco, proviamo ad applicarla a noi. Ognuno di noi è chiamato ad essere colui, colei, un uomo, una donna, un ragazzo, un giovane, un anziano che crede nell'adempimento di ciò che il Signore gli ha detto. E che cosa ci ha detto il Signore? Il Signore ci ha detto: tu sei mio figlio, col battesimo, tu sei unito a Gesù per sempre, io sarò per sempre con te, non temere. Ricordate il Vangelo di ieri: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Credere a quello che ci dice il Signore,
anche se a volte può sembrare difficile o sembra quasi impossibile, credere nel compimento di ciò che il Signore ci ha detto. Maria, ecco, lo ha fatto, noi la invochiamo proprio perché ci aiuti a fare altrettanto. E poi altre definizioni di Maria che sono ancora più: ha guardato all'umiltà della sua serva, povera e umile, egli mi ha guardato. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. E se ci pensiamo sono anche queste delle definizioni di Maria: una realtà, una creatura povera e umile, guardata con amore dal Signore. E questo anche noi lo siamo, anche noi lo siamo, poveri e umili, fragili. La pandemia ce l'ha fatto vedere, se fosse stato necessario. Il Signore mi ha guardato. Il Signore mi ha guardato. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ed è vero anche questo per certi aspetti, perché il Signore riesce a fare nella nostra vita, con le nostre povertà, con le nostre debolezze e fragilità, riesce a fare anche cose belle, cose grandi, quando siamo capaci di voler bene agli altri, quando siamo capaci di vivere relazioni buone. Sono cose grandi, grandi, molto più grandi che non quelle di far soldi. Ecco, credo che nelle parole di Maria, nella sua figura, possiamo veramente sentire e riconoscere ciò a cui siamo chiamati. Ciò a cui siamo chiamati. Credere nell'adempimento di ciò che il Signore ci dice, essere poveri e umili ma guardati dal Signore, sperimentare anche nella nostra vita le grandi cose del Signore e poi proprio per questo uscire da noi stessi, andare verso gli altri. La visitazione è un'uscita da se stessa per andare verso gli altri. Maria, dovete fare quasi 130 chilometri a piedi per andare dalla cugina Elisabetta, non era una passeggiata, lo fece. E anche questo è una cosa che ci indica: anche voi, proprio perché avete il Signore con voi, non restate chiusi, non lasciatevi dominare dalla paura, dalla mancanza di speranza. Uscite, prendetevi cura degli altri, fate che le vostre relazioni siano relazioni buone, fate che la rete costituita dalle nostre comunità non si spezzi, dando il meglio di voi stessi, il meglio di voi stessi. È questo il modo con cui salverete la vostra vita. Grazie, o Vergine Maria, aiutaci e sostienici con la tua testimonianza e il tuo esempio e con la tua intercessione. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergine. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre di misericordia. Prega per noi. Madre della divina grazia. Prega per noi. Madre della speranza. Prega per noi. Madre purissima. Prega per noi. Madre castissima. Prega per noi. Madre sempre vergine. Prega per noi. Madre immacolata. Prega per noi. Madre degna d'amore. Prega per noi. Madre ammirabile. Prega per noi. Madre del buon consiglio. Prega per noi. Madre del Creatore. Prega per noi. Madre del Salvatore. Prega per noi. Vergine prudente. Prega per noi. Vergine degna di onore.
prega per noi. Vergine degna di lode, Prega per noi. Vergine potente, Prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. specchio di perfezione, Prega per noi. sede della sapienza, Prega per noi. fonte della nostra gioia, Prega per noi. tempio dello Spirito Santo, Prega per noi. tabernacolo dell'eterna gloria, Prega per noi. dimora consacrata di Dio, Prega per noi. rosa mistica, Prega per noi. torre della santa città di Davide, Prega per noi. fortezza inespugnabile, Prega per noi. santuario della divina presenza, Prega per noi. arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. conforto dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori della fede, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza peccato, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace, Prega per noi. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. prega per noi, Santa Madre di Dio. E saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, tu hai manifestato al mondo fra le braccia della Vergine Madre il tuo Figlio, gloria di Israele, luce delle genti. Fa che alla scuola di Maria rafforziamo la nostra fede in Cristo e riconosciamo in Lui l'unico mediatore e il Salvatore di tutti gli uomini. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Prima della benedizione voglio ringraziare tutti coloro che si sono dati da fare per organizzare questo bel momento, e Don Silvano e i suoi collaboratori, ma anche la tenda TV, e quindi raggiungiamo attraverso la nostra benedizione anche quelli che ci hanno seguito attraverso le frequenze della nostra televisione. In particolare c'è un giovanotto di Corbanese che certamente sta seguendoci, Francesco, a lui il mio ricordo, mi ha pregato di ricordarlo nella preghiera. Un grazie a voi che siete qui presenti e chiediamo la benedizione del Signore attraverso l'intercessione di Maria. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione della Beata Vergine Maria vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. E ringraziamo anche i cantori che ci hanno aiutato a pregare. Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella, tra le tempeste, le guida il cuore, di chi ti tocca, madre d'amore, sia peccato
Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi. Immacolata, prega per noi. Tu che dal cielo sei regina, a noi pietosa lo sguardo inclina, per il figlio che stringe al petto, e non privarsi del tuo affetto. Siamo peccatori, ma figli tuoi. Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi. Immacolata, prega per noi. Buonasera a tutti e buon ritorno a casa.